Ciao, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo violenta, 2 minorenni che rubavano in un centro commerciale, scoperti, picchiano il titolare e il figlio, arrestati. Falsi finanzieri si impossessano di preziosi per 100.000 euro in casa di un'anziana. A Camporotondo Etneo la polizia intercetta e blocca, grazie ai droni, una corsa clandestina di cavalli. La state vedendo, un nuovo caso di crudeltà verso gli animali e di business con le scommesse per la mafia, denunciati in 15. Siracusa, incendio doloso nella notte nella via del mercato di Ortigia, in fiamme travi di legno e la tenda di un caseificio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso uno dei malviventi che sparge benzina e le dà fuoco. Palermo, mentre l'arcivescovo Lorefice celebrava la messa dell'Epifania allo Zen, un ragazzino armato di pistola passeggiava a pochi metri dalla chiesa. A Buongiorno Sicilia l'assessore Ferrandelli, no al mercato parallelo gestito dalla mafia per l'assegnazione delle case popolari. 30 anni fa gli assassini mafiosi dell'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto e del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il fratello Nicola, nel ricordo a Custonaci, dice: noi siamo dalla parte dello Stato. Pronto soccorso ancora in ginocchio per i troppi arrivi dovuti ai sintomi gravi dell'influenza, ma intanto restano ancora incomplete le case di comunità, chiamate a rafforzare l'assistenza sanitaria nel territorio. Calcio, il Catania confida nel match con la Cavese per tornare subito alla vittoria. Al Mazzimino il solito pubblico delle grandi occasioni. Toscano recupera Allegretto. Momento complicatissimo per le società del presidente Antonini. Al Trapani, dopo i 7 punti di penalizzazione di ieri, rimane solo l'obiettivo salvezza, mentre per la Shark, quella di domani con Trento, potrebbe essere l'ultima gara in Serie A di pallacanestro. Bentrovati. A Palermo, negoziante e figlio picchiati durante una rapina, arrestati 2 minorenni, avevano rubato accendini in un negozio nel centro commerciale Guadagna. Scoperti, hanno aggredito a pugni e calci i titolari della rivendita. Marco Gulà. Avevano appena rubato alcuni accendini all'interno di questo negozio nel centro commerciale Guadagna a Palermo. Quando sono stati scoperti, 2 ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre. I carabinieri del nucleo radiomobile, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a bloccare e arrestare i 2 rapinatori e denunciare un 19enne accusati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante cinese ferito alla testa nel centro commerciale. Ferito con calci e pugni anche il figlio. Uno degli impiegati del negozio ci racconta che il ragazzo dovrà essere operato dopo la brutale aggressione. Sì, soprattutto suo figlio che ha avuto un grande, ferito proprio nell'orecchio, si è rotto forse la timbra dell'orecchio, forse, e così ora è andato all'ospedale, forse addirittura ci vuole un piccolo operazione addirittura per curare, perché è stato rotto dentro il, come si chiama, l'orecchio. Vabbè, diciamo che sì, ora ancora si sente un po' male. Il GIP per i minorenni di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per i 2 l'obbligo di permanenza in casa. Ancora a Palermo, fingendosi finanzieri, si sono presentati in casa di un'anziana con la scusa di dover catalogare gioielli e preziosi. Così in 5 sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a rubare tutto il contenuto, mettendo a segno un colpo da oltre 100.000 euro. Poi sono fuggiti. Simone Mazzone.
Conoscevano bene quella donna e 5 uomini che si sono presentati nell'appartamento di una ultra ottantenne di Palermo fingendosi finanzieri. Sapevano che fosse da sola in casa e che avesse una cassaforte piena di gioielli, orologi e contanti. Il gruppo è riuscito a farsi aprire la porta nonostante la diffidenza iniziale dell'anziana, sostenendo di essere stati incaricati dal tribunale di effettuare un inventario dei suoi beni. Un colpo da oltre 100.000 euro messo a segno in via Empedocle Restivo. I 5 sedicenti ufficiali della Guardia di Finanza si sono presentati in casa della donna di mattina dopo una telefonata che anticipava la necessità di effettuare una sorta di catalogazione dei suoi preziosi. Carpita la sua fiducia, sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a svuotarla. Poi rapidamente si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Appena l'ottantenne si è resa conto di ciò che era accaduto, ha chiamato il 112. Sul caso indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona. Hanno fatto esplodere il postamat in piazzale della Costellazione a Palermo. 3 persone incappucciate la notte scorsa hanno piazzato un ordigno vicino all'ufficio postale per derubare la cassa continua. Il colpo però è fallito, provocando solo danni all'impianto. Furto con spaccata e i ladri hanno usato una gru per sfondare una vetrina ad una gioielleria in pieno centro storico e portarsi via la cassaforte. Il colpo è avvenuto durante la notte. I ladri hanno saccheggiato tutti i preziosi prima di fuggire via. A Catania denunciate 15 persone, compresi 2 minori, per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo. La gara è intercettata dagli agenti di polizia con i droni. Simona Mazzone. Avevano organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, la vedete in queste immagini diffuse dalla polizia che ha denunciato anche per maltrattamento di animali 15 persone, tutte della provincia di Messina. La gara alle prime luci dell'alba tra 2 fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motorini ed auto che a folle corsa seguono i concorrenti. La zona è isolata, i poliziotti riescono comunque a intercettare la corsa utilizzando i droni. I fantini circondati da numerosi scooter che suonano il clacson all'impazzata per sollecitare i cavalli. Tutta la carreggiata bloccata in un percorso di circa 2 chilometri, gran parte in salita. 2 grossi furgoni per il trasporto dei cavalli li seguono, sottoponendo a forte stress gli animali, anche a causa delle frustate subite. Arrivati gli agenti hanno bloccato la corsa, fermato i cavalli e identificato i fantini. Alcuni dei partecipanti alla corsa sono stati presi poco dopo. Uno di loro ha provato a far perdere le proprie tracce. Una volta fermato è stato trovato con quasi 5.000 euro in contanti e un pizzino con i nomi degli scommettitori. Tra i fermati anche 2 minorenni che avevano incitato i cavalli durante la corsa a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. I cavalli sequestrati e affidati a una ditta specializzata sono risultati 2 purosangue inglesi muniti di microchip. I 2 calessi e tutte le bardature inoltre avevano segni riconducibili a 2 scuderie del messinese. Nuove intimidazioni a commercianti siracusani, questa volta è toccato allo storico caseificio del mercato di Ortigia. Nella notte qualcuno ha dato fuoco all'esterno del locale che era pronto a chiudere per lavori di ristrutturazione. La città chiede più sicurezza. Francesco Aloi. Siamo ancora in cerca di questo motivo, di una motivazione che possa rendere tale un gesto così. Non riescono a capire il perché. I titolari dello storico locale del mercato di Ortigia hanno subito un'intimidazione. Alle 2 del mattino qualcuno si è avvicinato qui, ha gettato benzina per poi dare fuoco, forse con un petardo, e pensare che a 2 passi c'è il commissariato. Le fiamme partono, per grazia di Dio l'intervento dei vigili del fuoco è stato molto celere e anche della polizia, dobbiamo dire. Per fortuna non ci sono stati danni ingenti. Non ci sono danni importanti, solamente un po' la tenda. La dinamica sarebbe stata ripresa da questa telecamera che si trova nella palazzina di fronte. Quelle del locale invece erano disattivate perché qui stavano per partire i lavori di ristrutturazione. Non vediamo il perché di una cosa di questo tipo, che è una cosa fatta in bello stile perché è un'intimidazione a tutti gli effetti.
Avevano annunciato tutto con questo video appena qualche giorno fa. Primo produtto perché facciamo questa ristrutturazione, quindi ci troverete con un locale ristrutturato, ingrandiremo. Adesso la polizia è al lavoro per dare un nome all'autore dell'intimidazione. In città comunque il clima è molto teso. Nelle ultime settimane diversi gli attentati di questo genere. Palermo ancora zen, mentre l'arcivescovo Lorefice celebrava la messa nella chiesa presa di mira nei giorni scorsi, un ragazzino passeggiava tranquillamente indisturbato armato di pistola. Ma allo zen è anche emergenza case abusive. Marco Gullà. Mentre l'arcivescovo Corrado Lorefice officiava la messa dell'Epifania allo Zen, un ragazzino armato di pistola passeggiava a pochi metri dalla chiesa. È stato segnalato alle forze dell'ordine e rappresenta l'istantanea del degrado nel quartiere San Filippo Neri. Ma nella ricetta per la sicurezza allo Zen, elaborata nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, c'è anche una particolare attenzione alle occupazioni abusive di immobili. La mafia vende gli appartamenti tra i padiglioni per circa 15.000 euro. A chi non può pagare viene proposto una sorta di mutuo con Cosa Nostra. Chi occupa la casa diventa dipendente della mafia allo Zen, facendo la vedetta, spacciando o custodendo le armi. O così o niente casa. Comune, prefettura e forze dell'ordine hanno stabilito una sinergia per iniziare un lavoro di bonifica anche per questo fenomeno e così nei prossimi giorni partiranno iniziative mirate con il coinvolgimento diretto dell'Istituto Autonomo Casse Popolari. Questa mattina in merito abbiamo intervistato a Buongiorno Sicilia l'assessore con delega all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Io ritengo che se non abbiamo distrutto il mercato parallelo delle occupazioni abusive, di certo abbiamo abbassato il prezzo di mercato, perché stiamo dando la certezza ai cittadini che gli unici a poter assegnare gli alloggi sono le istituzioni, e lo facciamo sulla base di una lista dell'emergenza abitativa che è tornata a scorrere in città dopo anni di blocco. Siamo quasi a 200 immobili assegnati in questi ultimi mesi a fronte degli 8-10 che venivano assegnati su base annua. 30 anni fa l'assassinio mafioso del piccolo Giuseppe Di Matteo. Alla cerimonia di commemorazione a Custonaci, la presidente dell'Antimafia Nazionale Colosimo e il fratello di Di Matteo, Nicola, che dichiara: noi siamo dalla parte dello Stato. Laura Spanò. Parto dalla vittoria di Giuseppe Di Matteo. E questa vittoria non la dichiaro io, ma la dichiara il suo carceriere negli atti che abbiamo potuto leggere e che sono in archivio della Commissione Antimafia. Perché il carceriere del piccolo Di Matteo dice: quel bambino ha sconfitto la mafia. È vero, il piccolo Giuseppe Di Matteo ha vinto la mafia, così come ha ribadito stamani a Custonaci davanti al murales dedicato a lui il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ricordando il 30° anniversario del suo brutale omicidio. Anche quest'anno Custonaci ha ricordato Giuseppe, rapito a 12 anni il 23 novembre 93 mentre si trovava in un maneggio di Villa Bantia da uomini di Cosa Nostra e tenuto prigioniero 799 giorni. Il bambino l'11 gennaio 96 venne strangolato e sciolto nell'acido. Importante il messaggio del fratello di Giuseppe, Nicola. Con Giuseppe eravamo piccolini quando è successo il fatto, eravamo sempre complici in tutto, perché giocavamo insieme, stavamo insieme, avevamo anche dei battibecchi, però eravamo sempre complici, uniti. Potevamo avere una strada diversa da questa di oggi. Abbiamo scelto di stare dalla parte dello Stato e continueremo a stare dalla parte dello Stato perché è giusto così. Sarà impergonabile da parte nostra sia per i carcerieri, sia per chi ha deciso di ucciderli, sia per anche faceva parte anche mio padre di questo. Protagonisti assoluti sono stati i bambini di tutte le scuole di Custonaci e San Vito Lo Capo. Questi ragazzi saranno il futuro, quindi loro possono scegliere da che parte stare. Pronto soccorso in Sicilia ancora in ginocchio per i troppi accessi legati ai sintomi gravi dell'influenza. I medici invitano a evitare di correre in ospedale senza una reale urgenza, a rivolgersi piuttosto ai medici di base, ma intanto restano incomplete le case di comunità
chiamate a rafforzare l'assistenza sanitaria nel territorio. Roberta Lunghi. Febbre altissima e poco sensibile agli antipiretici, tosse persistente, polmoniti interstiziali. L'influenza stagionale continua a mandare in tilt il pronto soccorso di tutta l'isola, con un picco di disagi a Palermo. Al Policlinico varata una task force con 10 posti letto ricavati da altri reparti. Al cervello le code di malati hanno spinto Schifani a verificare il sistema che sembra non reggere. Dal canto loro i medici ospedalieri lanciano un appello. Non è che basta avere la febbre, un po' di tosse e andare al pronto soccorso, è sbagliato. Sicuramente si possono trovare persone con l'influenza, e se uno l'influenza non ce l'ha, c'è il rischio che se la prenda proprio il pronto soccorso. E allora che fare? Quando i pazienti fragili si ritrovano incapaci di gestire l'incalzare dei sintomi, si impone intanto una telefonata e una visita al medico di base. Nel paese delle ipotesi possibili spunta il miraggio delle case di comunità, con gli hub operativi H24 come strutture principali, che forniscono assistenza primaria, attività specialistiche e diagnostica di base. Si tratta di luoghi intermedi tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale, pensati per evitare ricoveri inappropriati. La mappa di questi luoghi, però, in Sicilia è ancora incompleta. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno. A Catania è attiva, seppure al momento soggetta a lavori di adeguamento antincendio, la casa di comunità Hub Pilota del San Luigi. Ultimati i lavori delle case di comunità di Gran Michele e Mirabella, 3 dunque in totale sulle 29 previste sul territorio della provincia di Catania. Saranno 10 gli ospedali di comunità nel catanese, con posti letto per eventuali degenze. L'accesso alle case di comunità è aperto a tutti i cittadini, che possono anche presentarsi autonomamente o essere indirizzati dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Questo dunque è ciò che sarà, ma il termine ultimo del 30 giugno è dietro l'angolo. L'intelligenza artificiale fa le prime vittime nel mondo del lavoro in Sicilia. Sit-in di protesta davanti all'Enel di Palermo. A rischio il lavoro di buona parte degli addetti al servizio clienti, gestito in un appalto esterno. Manlio Viola. Automazione e soprattutto intelligenza artificiale rischiano di tagliare i posti di lavoro nei call center e nell'assistenza ai clienti Enel. È la preoccupazione dei sindacati, che hanno indetto un sit-in di protesta davanti alla sede centrale proprio dell'Enel in via Marchese di Villabianca a Palermo, in occasione dello sciopero nazionale delle attività di customer care riconducibili ai servizi elettrici. Direttamente già nel capitolato d'appalto Enel ha scritto che l'intelligenza artificiale e l'automazione andranno a generare il 35 o il 40% di esubero dei lavoratori. Ora, è chiaro che Enel è una grande azienda con utili milionari a partecipazione statale, non può pensare di scaricare i costi sui lavoratori più fragili. Il rischio di perdere posti di lavoro è concreto e riguarda gli addetti dall'azienda System House, che da anni si occupano del servizio clienti del mondo Enel sotto forma di appalto di servizi. Con il cambio di appalto, secondo i sindacati, si sta cercando di eludere la clausola sociale, ricorrendo a nuovi meccanismi di automazione e di intelligenza artificiale che porteranno a esuberi fra il 35 e il 40%. Per evitare l'esubero, i lavoratori dovrebbero acconsentire a cambiare città. Queste ultime gare che Enel ha fatto, queste aziende che si sono aggiudicate le gare vogliono eludere proprio dove non riescono a garantire la territorialità, e per noi diventa un problema perché non riusciamo a spostarci. Il costo della vita, è molto più elevato in una città rispetto a Palermo. Noi oggi chiediamo qui in sciopero davanti alla sede centrale di Enel è proprio questo, di rispettare la clausola sociale, di rispettare il lavoro e di aprire un confronto serio sull'innovazione tecnologica e sull'automazione. L'innovazione tecnologica va governata e non può essere utilizzata per sostituire posti di lavoro. Solo Acreide, no al Mercosur, difendiamo il Made in Italy, è il grido di protesta degli agricoltori contro l'accordo tra Unione Europea e Mercosur, appunto, cioè i paesi del Sud America, che dicono minaccia il futuro del comparto agricolo. Da Milano una mobilitazione che coinvolge tutta Italia, e in Sicilia a Palazzolo Acreide il Movimento per i diritti agricoli e il comparto dell'agricoltura esprimono vicinanza al settore, occupando con i trattori, come avete visto, una delle strade della città. Si denuncia il rischio del collasso del settore produttivo
e si rivendicano rispetto e tutele concrete, oltre a sicurezza alimentare, diritto al cibo e alla salute e a prezzi giusti per produttori e consumatori. Voltiamo pagina, teatro. Rumori fuori scena inaugura il 2026 alla rassegna Riflessi culturali del Palacongressi di Agrigento, con una comicità travolgente tra equivoci, retroscena e risate. Davide Sardo. Questa è la commedia, questo è il teatro, questa è la vita. A oltre 40 anni dal debutto, Rumori fuori scena, storico cavallo di battaglia della compagnia Attori e Tecnici, arriva ad Agrigento e inaugura nel 2026 la rassegna Riflessi culturali al Palacongressi. La celebre commedia di Michael Frayn, nell'adattamento e con la regia di Attilio Corsini, porta in scena una macchina comica perfetta, affidata a un cast numeroso e affiatato, guidato da Sabrina Pellegrino, Carlo Lizzani e Stefano Messina. Lo spettacolo racconta le peripezie di una sganghierata compagnia teatrale alle prese con una catena di equivoci tra scambi di identità, porte che sbattono a ritmo vorticoso e le immancabili sardine, ormai simbolo della pièce. Le relazioni che si sviluppano tra gli attori sono spesso le dinamiche che accadono veramente in una compagnia teatrale, quindi diciamo che c'è molto di vero, però tutto trattato con molto affetto e molta ironia verso questo mondo, il teatro con i suoi splendori, le sue miserie, le sue grandezze e le sue fragilità. La struttura in 3 atti ribalta il punto di vista dello spettatore. Prima le prove generali, poi il caos della retroscena e infine una rappresentazione che precipita nel disastro. Una commedia senza tempo che diverte e conquista il pubblico, confermando il successo di uno dei titoli più amati della scena teatrale internazionale. Divertentissimo, ad Agrigento. Tra poco lo sport dopo la nostra pausa e vedremo il Catania che recupera Allegretto in difesa e poi il caos a Trapani delle società sportive di Antonini. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania domenica tornerà a giocare al Massimino, avversario dei rossazzurri la Cavese. Importante in difesa il recupero di Allegretto. Marco Carli. Torna Allegretto e questa è una fonte di sollievo per Toscano, perché con la squalifica di Celli il tecnico sarebbe stato costretto a ridisegnare il reparto se non ci fosse stato il difensore ex Picerno, che ha fatto bene da quando è stato chiamato in causa e che dopo l'assenza di Foggia torna fra i disponibili. Toscano dovrebbe schierarlo a sinistra con Pieraccini a destra e Di Gennaro in mezzo. L'altro ritorno è quello di Lunetta dalla squalifica. Contro la Cavese dovrebbe essere fra i titolari, anche perché Bruzzaniti, fra piccoli risentimenti muscolari al polpaccio dell'ultima parte di esperienza con il Pineto e l'integrazione negli equilibri della nuova squadra, potrebbe essere lanciato con un minutaggio crescente in queste prime partite dell'anno e partirà dalla panchina con la Cavese. Mentre il pubblico, come sempre, risponde presente con dati di prevendita all'altezza di Catania, la società è sempre concentrata sul mercato. Stoppa va verso la San Benedettese e nel caso libererebbe uno slot per un esterno sinistro, mentre a centrocampo si lavora sempre su Giabua con l'alternativa Vallocchia. In difesa l'obiettivo numero 1 resta Miceli. Intanto, tutti concentrati sulla Cavese, al Massimino c'è la possibilità di riprendere subito a correre. Momento oltremodo difficile per le squadre trapanesi. Per il calcio al Trapani rimane solo l'obiettivo salvezza dopo i 7 punti di penalizzazione di ieri. Per la Trapani Shark, quella di domani sera con il Trento potrebbe essere l'ultima partita della Serie A della squadra siciliana. Franco Camarasana. I 7 punti di penalizzazione in classifica inflitti ieri al Trapani dal Tribunale federale, sommati agli 8 punti ricevuti nel mese di maggio, fanno sprofondare la squadra granata in fondo alla classifica, in piena zona play-out. Crollano definitivamente quindi le speranze di inserimento nella griglia dei play-off. Al momento l'unico obiettivo possibile rimane quello di tirarsi fuori dalla lotta retrocessione.
Ed è con questa prospettiva che il Trapani domani affronta la difficile trasferta di Latina, peraltro in un momento in cui il calciomercato, dopo le partenze di Carriero, Negro e Ciotti, potrebbe far approdare in altre lidi giocatori importanti come Canotto, Fischnaller, Grandolfo, Di Noia, Giron, solo per citarne alcuni, rendendo ancora più difficile la permanenza in Serie C. In questo mese di gennaio, fra l'altro, il Trapani è atteso da un altro appuntamento con la giustizia sportiva. Giorno 22, infatti, il Tribunale federale dovrà occuparsi di un altro deferimento a carico della società Granata. Tutto ciò in un clima di grande delusione negli ambienti sportivi trapanesi, soprattutto per quanto riguarda la squadra di pallacanestro. Quella in programma domani sera al Palasciark contro l'Aquila Trento potrebbe essere infatti l'ultima partita in Serie A della squadra siciliana, dopo la rinuncia a giocare la partita con la Virtus Bologna e l'organico ridotto all'osso per la partenza di diversi giocatori. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.